Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, giovedì 10 febbraio. Il secondo Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico Veneto, è un bene che nei processi delle azioni di bracconaggio la regione decida di costituirsi parte civile, ma si deve agire anche nella prevenzione, in modo da scoraggiare comportamenti illeciti. Il commento di Zanoni esce dopo la risposta che l'assessore regionale Corazzari ha dato a una sua interrogazione presentata lo scorso 6 ottobre, legata a un'inchiesta del Tribunale di Venezia che ha coinvolto 125 indagati riguardante la pesca di frodo dei molluschi nell'area di Fusina di Porto Marghera, nei pressi degli impianti chimici. L'allevamento delle vongole produce un'economia rilevante nella nostra regione, va tutelato chi rispetta le regole anche al di fuori dei processi, è ciò che sostiene il consigliere. Questi ribadisce la necessità di stroncare l'attività illegale e illecita in quanto la stessa immette nel mercato in modo abusivo prodotto che può risultare dannoso, dando alla situazione che si viene a creare una connotazione non solo economica, ma anche rivolta alla salute pubblica. La risposta data da Corazzari non ha soddisfatto Zanoni in quanto non è stato definito dall'assessore quali siano le azioni di contrasto che si vogliono mettere in campo contro la pesca illegale, una piaga che, come afferma lo stesso Corazzari, dura ormai da 25 anni e sulla quale le azioni messe in campo finora non appaiono quindi sufficienti. La FAI-CISL sottolinea nuovamente che la CISOA, Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli, estesa al comparto della pesca, non copre i periodi di fermo che sia obbligatorio o non obbligatorio. Si tratta di un limite da non sottovalutare in quanto ultimamente sono state sempre più frequenti le richieste di diminuzione dello sforzo di pesca a causa delle restrizioni imposte dall'Unione Europea. Quindi, perché la CISOA sia realmente efficace, deve coprire tutte le motivazioni che portano al periodo di sospensione, incluso il fermo pesca. Come afferma il segretario nazionale della FAI-CISL Patrizio Giorni, ora la CISOA non ha né una regolamentazione e neppure fondi sufficienti per consentirne l'avvio. Sono 25.000 gli addetti del settore che ne potrebbero usufruire. Per il momento lo strumento è solo sulla carta ed è inapplicabile. Qualora partisse, le imprese sarebbero gravate da un nuovo contributo legato all'erogazione della CISOA, che andrebbe a intaccare un settore già colpito da aumenti di costi e restrizioni. Secondo FAI-CISL è necessario che venga riconvocato immediatamente il tavolo di confronto presso il Ministero del Lavoro, composto da tutti coloro che ne sono coinvolti, firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro, in modo che il sostegno al reddito venga reso usufruibile dai pescatori al più presto e le tempistiche vengano accorciate. Senti Barbara, casualmente Sì, passavo da queste parti sì. e pensavo di andare al cinema. Ah, bene. Hai qualche cosa da consigliarci? Madonna, guarda, ci sono arrivati nuovi adesso dei popcorn al cioccolato, popcorn tradizionali comunque con pochissimi, quasi zero conservanti, al cioccolato e al caramello. Abbiamo queste due tipologie molto croccanti, fatti freschi, diciamo, si mantengono bene in questa confezione ed è un bello snack per andare al cinema e goderti appieno lo spettacolo. E allora dai, dammi un sacchettino che ce lo portiamo via, dai. Eccolo qua, il cioccolato o caramello? Cioccolato. Eccolo qua. E sulla stessa linea il commento di Pierpaolo Piva, segretario generale della FAI-CISL, che ribadisce appunto il concetto che la CISOA estesa ora al settore della pesca, di fatto una scatola vuota, in quanto non è normata e manca delle risorse economiche per poterla avviare. Un ammortizzatore sociale che esiste solo sulla carta e che potrebbe essere utile a 25.000 addetti a livello nazionale.
Anche secondo Pierpaolo Piva serve con urgenza l'istituzione di un tavolo al Ministero del Lavoro a cui far partecipare tutti coloro che sono coinvolti nel contratto collettivo, in modo da poterla fare partire concretamente. Invece ci informa che da un anno è partito il FIS Pesca, ricorda Piva, un fondo che ha lo scopo di garantire agli addetti imbarcati che effettuano la pesca marittima e trattamenti di assistenza integrativa all'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale e che fornisce una serie di prestazioni sanitarie di cui è giusto ricordare l'esistenza, in modo che chi lo ritiene opportuno ne possa usufruire. Il dono del nuovo macchinario di ultima generazione all'ospedale all'Angelo di Mestre è stato fatto dalla Fondazione Stevanato di Piombino Dese. Ha interessato il reparto di patologia neonatale. A quanto afferma il direttore generale Edgardo Contato, permette di valutare direttamente eventuali malformazioni congenite nell'occhio dei bambini prematuri. Si tratta della ROP, cioè la retinopatia del pretermine, che può condurre a gravi deficit della vista fino alla cecità. La nuova strumentazione del valore di più di 200.000 euro è il primo passo della collaborazione tra la terapia intensiva neonatale dell'Angelo e la Fondazione Stevanato e costituisce un passaggio importante nella crescita del reparto. La Fondazione Stevanato è un'organizzazione senza scopo di lucro, ha spiegato il dottor Cordioli, rappresentante della Fondazione stessa, che fa parte del Stevanato Group di Piombino Dese, impegnata ad operare con finalità di solidarietà sociale, filantropia e beneficenza. La collaborazione con la patologia neonatale dell'Angelo, di cui la Fondazione è orgogliosa, fa parte degli interventi nel territorio nell'ambito dell'assistenza sociale e sociosanitaria, oltre che di molti altri settori del vivere civile. Valeria Tiozzo Cainazzo, titolare del camping Oasi, Camping Beach e le Tenue Beach, ha raccontato di una iniziativa che si terrà mercoledì 23 febbraio alla sede Ascot. Negli ultimi anni gli stabilimenti balneari dell'azienda di famiglia si sono ampliati e ora hanno necessità di dipendenti che vadano a coprire le figure professionali più disparate. Come afferma la gestrice del complesso, la stagione alle porte, i locali di ristorazione cominceranno ad aprire già i primi giorni di marzo. L'iniziativa sarà aperta a persone interessate e ai curiosi. Per gli interessati i ruoli che verranno offerti sono tantissimi e lo stesso dicasi delle opportunità. Alla riunione saranno presenti coloro che potranno dare informazioni più dettagliate. Già in quel momento chi vorrà potrà dare la propria disponibilità. L'iscrizione all'incontro dà la possibilità di accedervi sia in presenza che online. Si tratta di un'importante occasione, conferma la titolare dell'azienda, a cui può partecipare chiunque, senza discriminazione di età, senza tralasciare i giovani alla loro prima esperienza lavorativa. L'azienda è seria, solida e una delle opportunità che offre è la continuità del lavoro. Moltissimi sono coloro, infatti, che vengono confermate per le stagioni successive. La Tiozzo si augura che qualche dipendente storico possa essere presente all'incontro, in modo da raccontare la propria esperienza, dipanando eventuali dubbi da un punto di vista del dipendente. Si tratterà di un'esperienza che potrà portare una panoramica informativa a 360 gradi, che potrà coinvolgere chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro e per chi ha voglia di rimettersi in gioco.
quasi un check-up completo e gratuito quello che veniva fatto ieri mattina presso il patronato della navicella da parte del personale della Croce Rossa. A chi accedeva veniva misurato colesterolo, glicemia, saturazione dell'ossigeno nel sangue, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e per chi voleva anche la misurazione dell'udito a cura dell'audio protesista Maico. L'iniziativa fa parte del progetto Sentiamoci in Salute, un'occasione per fare degli esami extra e tenere sotto controllo valori fondamentali per il proprio benessere. Quella di ieri era la seconda di 3 tappe in previsione sul territorio. La prima tappa è stata fatta a Pegolotte e ha registrato un grande afflusso di accessi. Per la giornata di ieri è stata fondamentale la collaborazione con la parrocchia della Navicella. La prossima giornata sarà a Cavarzere il 22 febbraio prossimo. Nella seduta dell'8 febbraio è stato approvato dall'Assemblea legislativa veneta all'unanimità il progetto di legge 105. Si è divisa in 2 parti la legge regionale 37 del 2014, istitutiva dell'Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario AVISP, Veneto Agricoltura, per armonizzare la stessa legge con le attività svolte dall'Agenzia, anche attraverso le proprie società specializzate, sia nel settore zootecnico che nel sistema delle certificazioni. Come conclude il comunicato ANSA, l'Agenzia, oltre ad attivarsi per migliorare la competitività fra le imprese e occuparsi della sostenibilità ambientale nei comparti agricolo, agroalimentare e forestale e della pesca, si occuperà d'ora in poi anche della sostenibilità ambientale del settore zootecnico, con l'obiettivo verso la ricerca per il miglioramento del valore genetico delle specie animali più rappresentative della regione Veneto. In questo momento le specie attenzionate saranno quelle bovine. La ricerca riguarderà l'efficienza della mandria, la longevità e la fertilità dei capi, il miglioramento della qualità del latte per la trasformazione casearia. Il presidente del Consorzio Pescatori del Polesine, Luigino Marchesini, nei giorni scorsi ricordava quali sono i problemi ancora da affrontare, ricordandoli anche all'assessore regionale. Ci sono lavori già appaltati che vanno eseguiti, vanno liquidati i contributi per l'acqua granda del 2019 e risolte le problematiche legate al porto peschereccio di Pila, Bocca Sud, problematiche che vanno risolte quanto prima. Nei tempi d'oro la produzione delle vongole arrivava a 80.000 quintali, ora si è ben lontani da questo risultato, come sembra essere ancora lontani da risolvere le problematiche legate agli scavi nella sacca di Scardovari e ai lavori che ristagnano nelle lagune del Canarin e del Barbamarco. Interventi che sono stati discussi anche al tavolo convocato alla Regione incentrato proprio sulle lagune. I pescatori stanno ancora attendendo che vengano liquidati i contributi dell'Acqua Grande del 12 e 13 novembre del 2019. Nonostante ciò hanno ripristinato le funzionalità di ciò che con l'Acqua Grande era stato distrutto, stipulando mutui e addossandosi le spese. Sembrava che la questione riguardasse tempi brevi, ma non se ne sa neanche ancora quando arriveranno appunto i rimborsi. In discussione anche la modifica dell'articolo 40 della legge 154 del 2016 per contrastare il bracconaggio fluviale, modifica che mette a rischio i pescatori che esercitano la loro attività nelle acque interne. La modifica in discussione è all'appoggio delle associazioni di categoria. Queste le motivazioni che hanno spinto il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine a dichiarare lo stato di agitazione e a chiedere la convocazione di un'unità di crisi.
Per quanto riguarda l'acqua granda, non sono solo i pescatori di Scardovari ad attendere i ristori, i quali non sembrano essere neppure pervenuti a Chioggia. A fine luglio dello scorso anno erano giunti nei comuni interessati dall'evento nefasto che ha contato anche una vittima i moduli da completare per ottenere i ristori. I comuni stessi venivano delegati per esercitare un'attività di ricognizione in modo che potessero partire i rimborsi ai privati e alle attività economiche. La Regione Veneto aveva messo a disposizione per Chioggia 1.700.000 euro, con un tetto di 20.000 euro per le attività economiche e 5.000 euro per i privati cittadini. A fine del 2021 il Comune di Chioggia aveva trasmesso alla Regione Veneto un riepilogo delle richieste ammesse al contributo. Si sta ora attendendo che la Regione stanzi le somme destinate ai vari comuni interessati. Entro 10 giorni dall'avvenuto stanziamento il Comune dovrà accertare l'entrata e liquidare l'importo spettante a ciascun beneficiario. Con molta probabilità si può ipotizzare la conclusione dell'iter tra marzo e aprile di quest'anno. Allora, stiamo parlando di qua di Elisa. Ciao, Elisa, benvenuti. senti, togli la mascherina, dai, tanto io ho questa FP2, siamo distanti, dai, io vabbè. sono super vaccinata. Intanto complimenti col video che ti abbiamo fatto, hai fatto un successo enorme, bisogna che ti utilizziamo qualche altra volta per qualche altra cosa. Ho visto, grazie, anche merito vostro. Sono contentissima e anche perché ho visto i dati, i numeri, sono super contenta. Adesso mostraci uno dei tuoi articoli. Volevo presentarvi un articolo che noi teniamo da Lily Bijou, che è la collana del momento, la collana nome. In questo caso è il mio nome perché me la sono Mi presa sembra per giusto. me. Però se qualche cliente, visto che va di moda, ha bisogno di una collana con il nome suo, basta che mi contatta nei vari social, Messenger, WhatsApp o in direct, Certo. e io giro il nome al fornitore e in 2 o 3 giorni la collana arriva. Ci tengo a dire che è in acciaio inossidabile, quindi uno può andare al mare, uno può andare, che rimane sempre bella, se vuoi riprenderla di nuovo, è molto bella. E quindi ha un prezzo, lo posso anche dire, questa collana costa 25 euro e devo dire che è prezzo qualità ottimo. E niente, per qualsiasi informazione contattatemi pure in privato, insomma. Tanto ti ringrazio ancora perché grazie a te il mio negozio comunque sono arrivate persone nuove e spero sempre di più, man mano che quando vuoi passa. Certamente. Sei ben accetto e niente. Grazie. Grazie a te. Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell'ANPD, Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Chioggia. La nuova dirigenza vede ora presidente Plinio Boscolo Culato, vicepresidente Lino Voltolina, segretario Mauro Tiozzo Fasiolo, economo Angelo Boscolo e direttore tecnico Tommaso Boscolo Pecchie. L'associazione ha per scopi l'amore e la fedeltà alla patria, la glorificazione dei paracadutisti caduti nell'adempimento del loro dovere, in guerra e in pace, perpetuandone la memoria, il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire i paracadutisti di qualsiasi grado e condizione e realizzare nel limite del possibile l'assistenza ai soci, valori questi che da sempre i nostri parà cercano di onorare. Bellissime smegiasse, come hai fatto questo dolce? Allora, la smegliassa è fatto con la zucca, le mele, riso, c'è chi mette la cioccolata, c'è chi mette il miele quello nero, oggi non lo ho, la prossima volta faremo con il miele nero, l'uvetta, pinoli e la scoccia d'arancio. È un dolce molto antico. che va Complimenti. sempre. Bravo.
La tempesta Vaia, che si è abbattuta nella stagione autunnale del 2018 nelle zone montane venete, friulane e trentine, ha interessato poi anche la costa, con violente raffiche di scirocco che hanno provocato intense mareggiate, compromettendo i fondali. Ciò ha avuto e sta avendo ancora conseguenze nella produzione delle vongole di mare. Lo studio finanziato dai fondi FEAMP 2014-2020 e promosso da Lega Coop Veneto, realizzato con la collaborazione di ISFID, Prisma e Agriteco, ha messo sotto esame anche le conseguenze che le nuove opere infrastrutturali per la salvaguardia delle coste, introdotte dopo Vai, hanno avuto sui sistemi di pesca, dando come risultante la pesca alle vongole, ciamella e galina, come quella che ha subito le maggiori conseguenze con un calo drastico della produzione. Interferenze al settore anche quello che fa le opere di ripascimento del litorale che contribuiscono a devastare l'habitat dove le vongole crescono. Al crollo della produzione è seguito anche il crollo dei prezzi alla vendita, provocando una crisi tangibile nel settore. Ora Lega Coop Veneto e Consorzio Cogevo intendono proporre un piano per ristrutturare il settore e tutelare di conseguenza le imprese che lavorano nell'ambito. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità la legge per favorire pari retribuzioni tra donne e uomini e per sostenere l'occupazione femminile. Il testo è stato presentato dai consiglieri regionali di opposizione, ma ha trovato l'accordo di tutte le parti politiche. Non ci sono dati che mettano in evidenza la disparità salariale, ma durante la prima fase della pandemia il 75% dei posti di lavoro andati persi erano occupati da donne. Guardando il salario, nel pubblico il divario a sfavore delle donne è poco meno del 4%, secondo dati Eurostat riportati sul Corriere del Veneto, ma nel privato la differenza sembra superare il 20%. La differenza maggiore è sugli incentivi, sui bonus e sui premi, quali gli straordinari che favoriscono i lavoratori maschili. A quanto riporta la pagina web ANSA, la legge stanzia 100.000 euro per interventi atti a premiare le aziende che aiutano e favoriscono il lavoro e la carriera delle donne, per impostare campagne e azioni pubblicitarie per sostenere l'occupazione femminile. La Regione dovrà istituire un registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, al quale potranno iscriversi le imprese pubbliche e private, compresi liberi professionisti. L'iscrizione al registro consentirà alle imprese di accedere ad agevolazioni e benefici economici, oltre che al conseguente beneficio reputazionale. Specifici benefici economici saranno previsti per le aziende che assumono donne vittime di violenza. Questo perché l'indipendenza economica è il primo scalino per potersi sottrarre a rapporti sbagliati. Prevista infine la nascita di uno sportello donna telematico per incrociare domande e offerte di lavoro. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 10 febbraio, la farmacia Redentore in Corso del Popolo, io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!